Benvenuto alla quarta lezione di martoscacco.com. Oggi vediamo una delle regole meno chiare per i principianti, che ovvero lo scacco e poi lo scopo del gioco, lo scacco matto. Allora, che cosa vuol dire essere sotto scacco oppure fare scacco? Abbiamo detto che il pezzo più importante di ogni schieramento è il re bianco e re nero. Questi due pezzi sono gli unici pezzi che non possono essere catturati. Se un pedone può essere catturato, un alfiere può essere catturato, la regina può essere catturata da qualsiasi pezzo, ogni pezzo può catturare qualsiasi pezzo, nessun pezzo può catturare il re. Il re può essere solo minacciato. In che modo? Per esempio, mettiamo caso che questo pedone non c'è, questo neanche, e che il bianco giochi alfiere F1 B5. In questo caso si dice che il re nero è sotto scacco e il giocatore che dà scacco non è obbligato a pronunciare la parola scacco, può anche non dire niente quindi e dare per sottointeso la cosa. Solitamente succede così nei tornei, onde evitare di dire troppe parole, quindi fare silenzio. Allora, perché il re nero è sotto scacco? Perché abbiamo visto nella seconda lezione il movimento dei pezzi, abbiamo visto che l'alfiere si muove sulle diagonali. In questo caso abbiamo l'alfiere bianco che si muove sulle diagonali bianche e questo alfiere minaccia il re in E8. Perché lo minaccia? Perché prossimamente potrebbe catturarlo. Il re si trova quindi sulla scia d'attacco dell'alfiere B5. A differenza di come capita con gli altri pezzi, quando un pezzo è minacciato si può ignorare la minaccia, si può continuare. Per esempio, se c'è qui questo pedone che poi può catturare il mio alfiere, io posso benissimamente muovere un altro pezzo e perdere il mio alfiere senza nessuna conseguenza, cioè ovvero ho perso un pezzo forte ma fa niente. Quando invece il re è sotto minaccia non si può ignorare la minaccia. Per esempio non posso giocare cavallo qua, perché alla prossima mossa seguirebbe la cattura del re nero e questo non può accadere. Quindi che cosa succede? Quando il re è sotto scacco, come in questo caso, ci sono tre possibilità da parte del difensore, in questo caso da parte del nero. Le difese possibili sono tre, abbiamo detto. Bisogna togliere il re dallo scacco, dal sottoscacco. Come si fa? Si può parare la minaccia. Per esempio io posso interporre questo alfiere in modo tale che l'alfiere protegge il mio re e quindi il mio re non è più sotto scacco. Questa è una valida difesa. Ovviamente potevo giocare anche pedone qua, oppure anche cavallo qua. Va benissimo, questa è sempre un'ottima interposizione. Quindi si può interporre un pezzo davanti al re, oppure si può spostare il re. In questo caso il re purtroppo non ha vie di fuga, poiché anche se si sposta in questa unica casa rimane sempre sotto scacco. Se per esempio si aveva questo pedone in avanti e si dava scacco d'alfiere, il re poteva scappare qui. Quindi si può interporre un pezzo difensore, si può spostare il re o addirittura si può catturare il pezzo che dà scacco. Se per esempio qui c'era un pedone nero e il bianco dava scacco in B5, non c'era nessun problema, poiché il nero poteva catturare benissimamente l'alfiere e non c'è più lo scacco da parte di nessun pezzo. Quindi bisogna pararsi dallo scacco tramite questi tre modi. Che differenza c'è fra scacco e scacco matto? Lo scacco matto si ha quando il re che subisce lo scacco non può difendersi in nessuno di questi tre modi, ovvero non può interporre un pezzo difensore, non può catturare il pezzo che sta dando scacco e non può muovere il re. Per esempio, facciamo un esempio classico.
mettiamo tutti i pezzi al loro posto e immaginiamoci questa situazione. Allora, la mossa aspetta al bianco. Ora, se il bianco gioca alfiere, mangia F7, si ha uno scacco matto. Perché? Allora, non può essere catturato il pezzo che dà scacco. Infatti il re, che è un pezzo che può catturare, non può catturare l'alfiere in F7, non può, perché seguirebbe poi la cattura di donna. Quindi l'alfiere in F7 è protetto dalla mia donna e quindi non può essere catturato dal re. Quindi il pezzo non può essere catturato, il re non ha vie di fuga per scappare e non può essere interposto alcun pezzo. Per esempio è sbagliato cavallo F6 perché non c'è alcuna interposizione utile. L'unica interposizione utile sarebbe mettere un pezzo qua, ma non si può ovviamente, quindi è scacco matto. Ci sono anche dei casi molto più semplici di scacco matto, ovviamente quando c'è la scacchiera ben ripulita e si entra in un classico finale. Per esempio quando la situazione sta in questo modo qui, torre e torre. In questo caso il re nero è sotto scacco matto, poiché le due torri bianche puntano sulle due colonne 8 e 7 e il re nero non ha vie di fuga, ovvero ovunque va è sempre sotto scacco. Quindi lo scacco matto si ha quando il re ovunque va è sempre sotto scacco. Se per esempio mettiamo una torre qua e il bianco gioca torre H7 H8, si ha solo uno scacco, non scacco matto, poiché il re può scappare qui in una casa libera dove non è sotto scacco. Esistono quindi tantissimi modi per fare scacco matto, ma esistono dei metodi veramente semplicissimi che alcuni non te li puoi veramente nemmeno immaginare. Per esempio si può fare scacco matto con un solo cavallo. Se ricostruiamo questa posizione qui e due pedoni, torre e re, contro re e cavallo, mettiamo caso che tocchi al bianco, dopo cavallo F6 si ha uno scacco matto. Il re non ha vie di fuga, il cavallo non può essere catturato e non ci sono interposizioni utili, anche perché non si possono effettuare delle interposizioni con un attacco di cavallo, perché il cavallo salta, quindi con tutti gli altri pezzi si può effettuare, mentre con il cavallo ciò non è possibile.